Avete fatto un applauso bellissimo per accogliere Matteo Becucci. Grazie Matteo per essere qui. E presentiamo il tuo nuovo album oggi, si chiama La cucina giapponese. No. Si chiama Matteo Becucci, ma il singolo si chiama La cucina giapponese. Mannaggia. Facciamo un applauso. Mi sono emozionata. Tra l'altro ti accogliamo in questo forum che è tutto bianco, avrei dovuto dirtelo perché sei bianco anche tu oggi con la maglietta, non so come riusciranno a fare bene le foto. Sono d'accordo, quindi sei d'accordo. Io so che ti sei portato un po' di cose, dal computer, la chitarra eccetera, quindi... Sì, il computer non si accende, quindi ti faccio... chiediamo aiuto ai tecnici? No. Aspetta. Andate in stepare, guardi. Non vi dico cosa c'è sul desktop, non ve lo dico. Una donna nuda. Allora lascia a te il palco. Anzi, qualcuno vuole un cucino di là. Allora, Probabilmente li ho già venduti tutti, scusa se ti ho no, avremo l'occasione di sentire qualche pezzo del tuo nuovo album e di fare anche due chiacchiere con te, quindi... Assolutamente, chi vuole fare una domanda alza la mano, a seconda di chi è non gli rispondo. Sei più bella che in televisione. Grazie, rispondo per lui, è un po' imbarazzante. Un uomo non me l'aveva mai detto. Non capisco se vuol dire che sono così brutto in televisione o che... però... Già in televisione vai bene, ma qua sei meraviglioso. Grazie. Come ti chiami? Gianni. Come? Gianni. Gianni c'ha un caffè pagato. Allora io appunto vi faccio un po' sentire un po' le canzoni un po' come sono nate, questa è un po' l'idea. Io scrivo spesso anche senza strumenti, cioè mi vengono in mente delle frasi e poi cerco di musicarle oppure mi faccio aiutare a musicarle e altre volte così con la chitarra viene fuori delle atmosfere un po' che sembrano un po' orientali. Sono ancora fuori di me, chissà perché non parliamo mai, presa dai corsi di cucina non hai sensi di colpa, con la mia testa divisa in due, penso a una vita senza di te, la soluzione ai miei perché, a una ricetta che non c'è dentro i libri accanto al letto, leggi sola nel silenzio le ricette di cucina giapponese, questa vita fra i cuscini sa di sushi e di sashimi, sopra questo letto ormai cinevica, lo senti il freddo che fa la cucina giapponese, così bella in superficie, solamente un'illusione in più di sazietà. Si può macinare il caffè dopo? Grazie. Cos'è questo? È una spremuta? Vabbè dai, per una mezz'ora la spremuta, poi dopo le 5 l'arancio si digerisce male. Ritrovo a casa ogni venerdì la stessa cena fatta per due, non ho ragioni per restare qui e non so più le tue, le parole che ti dirò, so che tu non le capirai, ma un po' di ghiaccio sopra il livido che non guarisce mai, le risposte ai miei silenzi non le trovi dentro i libri di ricette di cucina giapponese, questa vita tra i cuscini sa di sushi e di sashimi, sopra questo letto ormai cinevica, lo senti il freddo che fa una cucina giapponese, così bella in superficie, solamente un'illusione in più, solamente distrazione.
Sali su di sashimi. Sono ancora fuori di me, chissà perché.